Giusy Parolino, campionessa nello sport, ma oggi ha dimostrato di essere campionessa nella vita. Una lezione sia di vita che di sport, ma anche di consigli pratici. Ecco, una sintesi di questa bellissima e partecipatissima mattinata. Allora, intanto abbiamo fatto una prima analisi di quello che è il movimento in generale. Abbiamo toccato 4 punti importanti che sono l'alimentazione, l'allenamento, il sonno e la meditazione. Abbiamo spiegato in forma sintetica tutti questi 4 punti, l'alimentazione comunque nei vari aspetti, non sicuramente da un punto di vista agonistico, ma a tutela della salute. Abbiamo parlato di carboidrati, abbiamo parlato di proteine, abbiamo parlato di grassi, degli equilibri, di metabolismo, abbiamo fatto una sintesi molto breve, ma abbiamo dato delle indicazioni precise sull'alimentazione. È seguito l'introduzione a quello che è il movimento, l'esercizio fisico, quindi tenendo conto soprattutto delle condizioni iniziali del soggetto che si avvicina a un'attività fisica, dobbiamo tenere conto dell'età, dobbiamo tenere conto anche dell'anamnesi generale del soggetto. Poi abbiamo parlato di quello che è il sonno è importantissimo, considerato in un primo tempo una parte passiva, invece ora si riconosce al sonno una forte componente diciamo attiva, perché durante il sonno l'individuo si rigenera, in qualche modo il sonno comunque ti mette non solo nella condizione di rigenerarti, ma di ripararti, e questo è molto importante. Abbiamo parlato di quando si dorme poco, la produzione di cortisolo, perché si deve evitare, c'è tutta una serie di cose sul sonno. Poi abbiamo parlato anche della meditazione intesa come pensiero riflesso di se stessi. Abbiamo dato dei consigli, abbiamo iniziato la parte teorica dell'esercizio di base, l'esercizio motorio di base, parlando di esercizi di flessibilità, mobilità, e poi abbiamo fatto fare ad alcune persone presenti, che si sono tanto divertiti, perché lo scopo era proprio quello di creare cultura, divertimento, aggregazione, socialità, e quello era lo scopo principale. Abbiamo fatto una lezione pratica con gli esercizi di base, parlando degli esercizi del tutorial, agli esercizi anche del core, posturali, tutta una serie di cose molto semplici per arricchire questa domenica di informazioni che potranno essere utili a tutti nella propria quotidianità. Dedicate 30 minuti al giorno all'attività fisica, che ne godrete sia come beneficio della salute, ma anche e soprattutto della mente, che è la cosa più importante che noi abbiamo. Grazie alle suore che mi hanno invitato, alla professoressa Giovanna Cavaleri, ma soprattutto grazie alle tante persone presenti che hanno fatto sì che questo evento fosse un evento di gioia.